Heather McPallister. Perché non è mai stata presa in considerazione la vera o meno frequentazione delle saune da parte di Sebastiano? Essendo lui cardiopatico, la pratica assidua delle saune poteva essere anche letale. Anche qui mai fatta una indagine se veramente la sauna potesse essere o meno una scusa per frequentare determinati ambienti o se in sauna andasse solamente la povera Liliana. Propongo di scrivere tutti a QG chiedendogli: 1. Come mai, se hanno letto tutte le carte, non fanno un servizio sul vero posto in cui è stato rinvenuto il cadavere, chiedendo come mai è stata circoscritta, con il nastro, un'altra area. 2. Hanno visto il volto tumefatto di Liliana nel momento del ritrovamento. 3. Perché, secondo loro, le formiche erano morte. 4. Hanno notato la mancanza di ipostasi, dovuta a compressione, sopra i polpacci, di forma simile a cerotti, chiaro segno che Liliana non è morta nel boschetto e che qualcuno le li ha tolti. 5. Il Samsung Galaxy Note 3 è un modello uscito nel 2013, come può essere quello della figlia di Sebastiano, che è morta nell'ottobre del 2010. Basta con la disinformazione. A quarto grado interessano più aspetti che fanno audience rispetto aspetti che riguardano certe verità a volte scomode. Riguardo al ritrovamento, una situazione del genere non ha precedenti secondo me nella storia. Liliana viene ritrovata più o meno dove c'è il pallino blu, ma in realtà noi penseremo sempre che sia stata ritrovata dove c'è la goccia arancione, perché lì ci saranno i nastri e la coperta termica gialla poi fatta sparire da Fulvio Covalero. Perché questo resterà un mistero. Oltretutto si dice anche addirittura che i nastri che noi conosciamo fossero già lì presenti prima del ritrovamento di Liliana. Questa è una cosa che non posso confermare, ma c'è chi sostiene anche questo. Il 14 dicembre alle 19:49, ho sicuro fra le 19:30 e le 20, ma io mi sento di dire anche 19:49, anche perché poco dopo che Liliana ha svoltato verso Viale D'Annunzio, credo in direzione Piazza Foraggi, poi ho attraversato la strada. In quel momento la pasticceria Mignona ha chiuso le serrande, quindi erano le 8. L'ho riconosciuta per certo, anche perché ero subito stata attirata continuavo a guardare dall'altra parte della strada, perché mi dicevo, ma io questa persona la conosco, ed in effetti poi ha girato il viso verso la luce del lampione, ho detto, ah, è lei? Poi si è girata, mi ha squadrato con uno sguardo arrabbiato, triste, poi subito ho capito che c'era qualcosa che non andava. E aveva poi le scarpe slacciate con la linguetta rivoltata in avanti, scarpe slacciate con la linguetta rivoltata in avanti, scarpe slacciate con la linguetta rivoltata in avanti, scarpe slacciate con la linguetta rivoltata in avanti. Avevo questo ricordo che volevo fermarla in qualche modo con un pretesto per farle gli auguri, anche se lei andava molto veloce, io con quei pacchi pesanti non avrei potuto raggiungerla. Scarpe alte almeno 5 cm sopra il maleolo, tipo stivaletto e con una linguetta molto flessibile e rivoltata in avanti.
Le scarpe erano slacciate quasi come se le stessero per sfuggire dai piedi.